Siamo in diretta dalla sede della Lega con il commissario comunale Riccardo Ruggero. Commentiamo un pochino come sono i risultati fino a questo momento. Buonasera a tutti, grazie per seguire la diretta. Chiaramente il risultato del presidente Zaia è un risultato davvero incredibile. I sondaggi si davano perfino più bassi e per ora, per come sta andando, penso che sia un vero e proprio plebiscito. In provincia di Rovigo, almeno per ora, stiamo andando molto forte anche qua, e soprattutto un risultato per ora molto positivo della Lega, che è quasi al 30%, quindi molto più alto che in tutto il resto del Veneto. Molto forte anche la lista Zaia, e siamo ancora abbastanza indietro con lo scrutinio, però per ora i risultati sono estremamente buoni. Tu però sei anche candidato, quindi giustamente un commento anche sul tuo risultato ottenuto finora, se vuoi anche dare qualche cifra in diretta anche. Per ora sono usciti ancora molte poche sezioni, sono sicuramente sopra i 100-150 voti. Adesso non sono uscite ancora tantissime sezioni, quindi bisogna poi vedere come andrà quando arriveremo ai numeri definitivi, però per ora mi sembra abbastanza bene. Ok, queste sono le prime elezioni dopo le amministrative dell'anno scorso, dove comunque ne siete usciti sconfitti al ballottaggio. Un commento anche su questo aspetto? La Lega comunque è cresciuta moltissimo tuttora, e quindi ci stiamo assolutamente riprendendo da quell'evento, diciamo, non positivo, anche se comunque la Lega aveva comunque fatto a livello di partito un ottimo risultato alle comunali. E queste regionali dimostrano che ci stiamo riprendendo molto bene e che sicuramente saremo pronti quando sarà ora a riprenderci anche il comune. Ok, bene, grazie mille. Grazie a voi. Ottimo. Buona serata a tutti. Bocca al lupo.